Senta, si parla di furti, diciamo che adesso anche noi qui su siamo così interessati da queste ruberie, i ladri arrivano anche qui adesso. Sì, direi, cominciamo con il dire che non ci sono le microcriminalità, chi ruba anche una mela è un delinquente, punto. Cioè bisogna cominciare ad avere regole ferree, perché con questa storia della microcriminalità si fa passare qualsiasi atto contro il patrimonio come qualcosa di reato di serie B. Chi entra in una casa, scassa la porta per entrare, ruba magari cose non di valore, ma ruba cose che hanno un valore effettivo, comunque invade la proprietà privata, è un delinquente, punto e basta. Chi ruba una mela per mangiare perché non ha di che mangiare è ovviamente un fatto raro. Oggi quelli che entrano in casa sono delinquenti, sono ladri, e questo lo dobbiamo mettere la soluzione è una solo: inasprire le pene, cioè a costi zero il Parlamento fa delle leggi, inasprisce le pene in maniera che le pene siano certe, ci costa zero, e parimenti fa sempre delle leggi che dia modo alle forze di polizia di fare i poliziotti, non di fare i damerini e stare attenti a come prendono per un braccio un delinquente, un ladro, perché dopo magari rischia di beccarsi una denuncia. Abbiamo visto i fatti delle sommosse a Milano del 1° maggio all'inaugurazione dell'Expo, hanno messo a ferro e fuoco una città, ma lì bisogna lasciare i poliziotti che usino il manganello, perché il manganello in dotazione non gli hanno dato come arredamento, ma gliel'hanno dato perché viene utilizzato. Io sono assolutamente per la non violenza, pacifista, però dico anche che non possiamo ridurre i poliziotti a non fare i poliziotti. Tra l'altro sto pensando a quello che per legittima, diciamo per aver superato quello che sono i limiti di legittima difesa, per aver sparato a un ladro è in galera e continua a essere in galera, è veramente incredibile, insomma. Addirittura la madre o la moglie del ladro si è costituita parte civile, sì, è incredibile, sì, è pazzesco. Benvenuti in Italia, mi verrebbe da dire, peraltro con una legge ammorbidita proprio dal mio partito qualche anno fa, quando c'era ancora il ministro della giustizia Castelli, che introdusse il principio della legittima difesa. Ovviamente poi l'interpretazione che ti fa andare in galera è l'eccesso di legittima difesa. Spieghiamoci, se vi affronta un ladro col coltello in mano e voi gli date una fucilata, quello è un eccesso di legittima difesa, dovreste andare a prendere un coltello e difendervi con il coltello. Cioè, voi capite che se si ragiona così, il ladro se ne deve stare a casa sua, non deve andare a rompere le palle in giro per le case, perché è inevitabile che un cittadino, se si vede in pericolo, utilizza il primo strumento che ha in mano, e non è neanche più un problema di arma da fuoco, perché se il ladro ti affronta con un coltello e tu usi il bastone lungo 2 metri e lo ferisci, o peggio ancora perde la vita, comunque ci sarà qualcuno che dirà che il bastone lungo 2 metri ti permetteva di essere molto più aggressivo di un coltello che è lungo 20 centimetri, e voi capite che c'è questo principio, siamo veramente duro. Fuori di testa.